Il porto di Trieste come hub per lo sviluppo logistico dell'intero Friuli Venezia Giulia, l'agricoltura e la viticoltura da difendere da normative comunitarie che tengono sotto scacco i produttori anche nella nostra regione. Sono due temi chiave in cui il ruolo dell'Europa può essere decisivo sul fronte delle scelte strategiche, sottolinea Alessandro Ciriani, sindaco di Pordenone e candidato di Fratelli d'Italia alle europee. L'attenzione per lo scalo giuliano, spiega, va vista a più ampio raggio. Noi siamo abituati a sottolineare gli aspetti negativi dell'Europa ed è anche legittimo, ma c'è anche un'Europa delle opportunità che può incanalare finanziamenti importantissimi. Il porto di Trieste è un'opportunità non solamente per la città ma per l'intera regione. Io vengo da Pordenone in cui c'è un polo intermodale che è a retroporto rispetto a Trieste, quindi lo sviluppo della logistica e lo sviluppo del porto di Trieste non hanno benefici solo all'interno del perimetro triestino, ma potrebbero portare grandi benefici all'intero territorio regionale. Quanto al settore agricolo, la battaglia è nell'ottenere normative giuste e non lacci all'operatività di un comparto strategico per l'area friulana e isontina. Ma su bloccare direttive europee che stanno mettendo in ginocchio la filiera primaria, le proteste degli agricoltori non è una protesta illegittima, assolutamente giustificata, cioè tutti vogliamo un mondo rispettoso dell'ambiente, un equilibrio tra natura e uomo, però questo non può diventare l'alibi per distruggere l'agricoltura. Non lo dico io, lo dicono i più importanti rappresentanti delle categorie produttive agricole. Le direttive che sono susseguite sono assolutamente irraggiungibili, hanno l'unico effetto di fare approvvigionare da paesi esteri che non devono rispettare i nostri disciplinari, le nostre normative e le nostre direttive. Un'autentica politica suicida che deve essere bloccata. Per ora alcuni strumenti sono stati sterilizzati, ma è chiaro che se a prevalere a livello di Commissione e Parlamento europeo fosse ancora la sinistra più filo Thunberg che filo imprenditore, le cose potrebbero volgere al peggio.